Dal concertone del 1° maggio a Roma alla manifestazione unitaria dei sindacati a Monfalcone, la morte sul lavoro di Ivo Bellotto, il 68enne di Fontanelle, vittima di un tragico incidente a Fiume Veneto, è stata richiamata a più riprese durante la festa dei lavoratori per citare la grande piaga degli infortuni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati il titolare dell'azienda per cui Bellotto lavorava attualmente, la BM Costruzioni di Fontanellette. L'obiettivo è quello di andare a fondo sull'incidente occorsogli nel cantiere esterno di un allevamento di animali da cortile in via Kennedy, in cui l'uomo sarebbe stato colpito e scaraventato a terra dal braccio della stessa gru che stava manovrando. In paese era molto conosciuto il dolore. In via Roma, a Lutrano, dove il 68enne abitava accanto al fratello Vittorino, è palpabile. Lascia la moglie e i 2 figli e una nipotina di appena 10 mesi. L'ex sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, lo conosceva bene. Il suo lavoro era veramente attento a tutto quello che faceva, perché io l'ho visto lavorare, l'ho visto e non vedo questo momento particolare di dire ma la distrazione potrebbe essere questo, non so, gli inquirenti faranno le loro valutazioni. Io lo vedo un uomo maturo per l'età che aveva, ma soprattutto anche per tanta voglia che aveva ancora di continuare a lavorare e essere presente. A lungo trasportatore, poi alla guida di una cooperativa, infine il lavoro alla ditta di costruzioni. Uno che quando era stanco si fermava, riposava, uno che non ha mai esagerato nel proprio lavoro. Era impensabile, io quando ho ricevuto la notizia ero in macchina, ho dovuto anche fermarmi per dire Ivo no, non è questo, non è da capire cosa è successo, ma lui non ha mai esagerato perché sapeva le responsabilità che aveva, sapeva che era molto attento. L'ex sindaco Dan è della stessa classe di Bellotto. È un momento particolare che la classe 1955-56 lo ricordano con molto sgomento, perché queste cose qua non dovrebbero succedere. Purtroppo è successo, ma a chi è esperto e chi sapeva cosa che stava facendo.